50 nuove telecamere che si vanno ad aggiungere alle altre 200. Mi piace sottolineare che quando sono diventato sindaco nel 2018 la città era fornita di 100 telecamere, vuol dire che in 6 anni arriveremo ad installare 150 nuove telecamere, comprese queste 50 qua. Un investimento fatto dall'amministrazione Conte 1 e Conte 2 di circa 550 mila euro, quindi significa che politicamente si crede nella sicurezza e si investe nella sicurezza. Ringrazio la polizia locale per aver elaborato questo progetto in sinergia con le altre forze dell'ordine e con la prefettura. Ringrazio il Ministero degli Interni che ha finanziato una parte importante di questi 200.000 euro, precisamente 73.000 euro, che insieme all'investimento del Comune di Treviso di 130.000 euro derivante da sanzioni del codice della strada ci consentono di rendere la nostra città sempre più monitorata e quindi di conseguenza anche sempre più sicura. È un lavoro importante fatto in condivisione con i cittadini, perché come ha ben evidenziato il comandante Gallo più di 10 telecamere sono proprio frutto di segnalazioni, sopralluoghi e richieste da parte dei cittadini, mentre per tutte le altre c'è la condivisione con le forze dell'ordine, e per questo continuo a lanciare l'appello, per questo motivo continuo a lanciare l'appello ai cittadini di denunciare sempre. Capisco che a volte può sembrare una perdita di tempo, alcune volte anche inutile, in realtà ogni segnalazione poi va a completare un database importante che ci consente di arrivare a questi risultati. Quindi oggi presentiamo questo maxi piano di videocamere di sorveglianza dove sono fondamentalmente protagonisti i quartieri, praticamente tutti, e il centro storico, su quelle zone che nel tempo sono state magari oggetto di situazioni magari un po' più pericolose. Mi viene in mente il quadrante di Piazzale Roma, però penso anche al quartiere San Paolo, penso a San Giuseppe, penso a Fiera, San Zeno, San Lazzaro, insomma i quartieri ci sono un po' tutti e cerchiamo con questo progetto di dare una risposta importante. L'obiettivo da qui a fine mandato è di incrementare ancora questa dotazione di videocamere di sorveglianza arrivando a 300. Ricordo però che la sicurezza passa anche attraverso la presenza dei nostri agenti nel territorio, quindi vorremmo incrementare il personale e le dotazioni date al personale, quindi dalle divise alle tecnologie agli strumenti di prevenzione che sono fondamentali per il lavoro che le nostre donne e i nostri uomini in divisa svolgono tutti i giorni.